Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetto mercato, Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. Allora, questo video andremo a reagire alle partite della Serie A 25-26. Oggi è uscito il calendario, voi questo video lo vedrete domani. Domani 6 maggio, sto dicendo 6 giugno. E oggi questo video lo sto registrando alle 10 perché mi sono tornato a casa. Ho visto anche appunto questa la cosa che hanno fatto sulle partite della Serie A. Abbiamo il Napoli alle prime partite ha avuto delle partite abbastanza difficili. Vabbè, in pratica oggi vi andrò a dire solo le partite del Napoli perché andare a dire tutte le partite di tutte le squadre, il video sarebbe stato di 30 minuti e basta. Quindi per farlo più corto andremo a vedere solo le partite del Napoli. Allora, abbiamo Genoa-Napoli. Genoa-Napoli. Ennesima partita in trasferta per il Napoli. Una maledizione. Sto pensando che una maledizione sto fatta. Che ogni partita, ogni prima partita di Serie A di ogni anno, il Napoli la gioca in trasferta. Per esempio, se andiamo a prendere, che ne so, una squadra Inter Monza si gioca a Milano, Roma, Fiorentina si gioca a Milano, perché sono un'avala da giocare in trasferta tutto l'anno. Pure l'anno scorso, se vi ricordate, contro il Sassuolo e anche 2 anni fa contro il Verona. Vabbè, scusate, sto uccidendo. Poi abbiamo seconda di campionato, abbiamo Napoli-Como. Scusate, partita molto difficoltosa, così si può dire, molto difficile. Sappiamo il Como come gioca. Poi sede prossima a settembre vi dirò i vari pronostici e tutto. Poi abbiamo Inter-Napoli, primo big match della Serie A. No, scusate, stavo dicendo una scemità. Il primo big match è Juve-Milan, altro pareggio 0-0, non si sa. Poi secondo big match quindi sarà tra appunto Napoli e Inter. Poi abbiamo Napoli-Bologna e poi non so se volete considerare un big match Lazio-Milan, ma vabbè. Poi abbiamo Fiorentina-Napoli e big match della giornata Roma-Inter. Poi abbiamo Napoli-Frosinone. Mamma mia, io sta tutte, ditemi qui sotto nei commenti come devo fare, mamma mi sta uccidendo, mamma mia, andiamo a allora, poi come settima partita abbiamo Venezia-Napoli, squadra appena promossa in A, spero, l'anno scorso ci abbiamo visto molta difficoltà e spero che vinciamo. Poi Napoli-Roma come ottava giornata di Serie A. Ottava giornata, primo big match, l'unico big match dell'ottava giornata. Poi abbiamo Monza-Napoli come nona giornata e poi alla 10ª giornata abbiamo Juventus-Napoli. Juve-Napoli, mamma mia,
Sapete come si sente sia dal lato Napoli, tifosi Napoli e tifosi della Juventus, sapete come si sente questa partita, sapete come noi la sentiamo, soprattutto noi a Napoli. Anche questo unico big match di giornata, anzi no, scusate, ci sta il derby alla 10ª giornata, Inter Milan. Poi abbiamo Napoli-Lazio all'11ª, poi abbiamo Napoli-Torino alla 12ª, Napoli-Torino, scusate voglio per il cambio sfondo, ma c'è stato un piccolo cambio. E poi abbiamo Sassuolo-Napoli alla 13ª giornata, poi abbiamo Napoli-Lecce, poi abbiamo Napoli-Milan, big match alla 11ª giornata di Serie A, poi tanto ci stiamo avvicinando alla metà delle giornate di Serie A e come 16ª abbiamo Atalanta-Napoli. Poi abbiamo Parma-Napoli, che voglio puro Parma con il Como e Tosso. Poi abbiamo alla 18ª Napoli-Cagliari, che dovrebbe essere una partita abbastanza abbordabile. Poi abbiamo Udinese-Napoli alla 19ª giornata. La 20ª invece teniamo Napoli-Fiorentina. 21ª il ritorno di Napoli-Como, quindi Como-Napoli, che anche in trasferta il Como dà il tutto, sia in trasferta che in casa. Poi abbiamo Napoli-Inter, la 22ª, e poi abbiamo Lecce-Napoli. Poi abbiamo il ritorno di Napoli-Juve, e poi le varie Lazio-Napoli, Frosinone-Napoli, che forse la vado a vedere. Poi vabbè Napoli-Parma, Bologna-Napoli, Napoli-Venezia. Poi abbiamo Cagliari-Napoli, Napoli-Sassuolo, poi Milan-Napoli, che, che è la 32ª giornata, alla 33ª abbiamo Udinese, stavo dicendo Sassuolo, poi Roma-Napoli, teniamo alla 36ª giornata, Napoli-Monza alla 35ª, Napoli-Genoa alla 36ª e come ultime partite, come penultima partita andiamo a vedere Torino-Napoli e il Napoli-Atalanta. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a